La cooperazione, tanto più in zone marginali della montagna bellunese, può avere una funzione strategica per garantire attività e servizi in un territorio che sta cercando in tutti i modi di contrastare lo spopolamento. Lo dimostrano le storie di successo di imprese e cooperative presenti da anni in provincia di Belluno, che con il loro lavoro comprovano esperienze di valorizzazione e tutela delle zone montane per mantenerne vive le comunità, analizzate da un team di docenti dell'Università di Padova in collaborazione con Lega Coop Veneto. Sono imprese che mirano certamente a esigenze prima di tutto di profitto, perché si tratta di imprese, ma sono cooperative che hanno ben chiara un'idea di relazione con un tessuto sociale e culturale specifico, in qualche modo da valorizzare. Cooperative che esprimono grandi potenzialità e risorse da mettere a valore a beneficio della comunità. Certo, c'è da lavorare nel campo della cooperazione anche sul fronte dell'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica è una di queste e troppo spesso anche la cooperazione invece risulta troppo impermeabile a questo elemento di novità. Dobbiamo da questo punto di vista fare dei passi in avanti. A Villa Patta di Sedico il confronto a più voci sul ruolo fondamentale della cooperazione di comunità che in montagna trova terreno fertile di nascita e di sviluppo. Come associazione abbiamo tutta l'intenzione di supportare le cooperative esistenti e operanti in questo territorio ad affrontare questo tipo di sfida, che ci rendiamo conto noi per primi non è semplice, non è assolutamente facile, ma per quello che rappresentiamo, per i valori che ci contraddistinguono, per il nostro DNA, per la nostra natura, sono fermamente convinto che abbiamo tutte le carte in regola per poterla affrontare nel migliore dei modi,